che ha fatto apparteniamo, popolo e gregge che li pasce, benedicite con canti di gioia, venite alle sue porte nella lode, nei suoi atri con azioni di grazie, ringraziatelo, benedite il suo nome. Venite al Signore con canti di gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, che tu un'altra opportunità per lasciarci benedire, ringraziare anche dal Signore per la tenuta, nella pazienza, nella fede, ma soprattutto nella certezza che Lui è sempre vicino. Aiuta. Eleison. Cristo nostra pace, Cristo eleison. Signore nostra festa, Kyrie eleison. Dio d'ogni bontà, misericordia, perdona sempre, incondizionatamente, ci porta alla vita, vera alla vita eterna. Nella noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Re del cielo, Dio, Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Dio, agnello di Dio, Figlio, tu che togli i peccati del mondo, tu hai pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, tu accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, tu hai pietà di noi. Perché tu solo l'Altissimo, nella gloria di Dio Padre. E custodisci sempre la tua famiglia, momento di ogni speranza e la grazia che viene da te. Tu ci aiuti sempre con la tua protezione. Ti ringraziamo, Signore. Dal libro di Giobbe. Giobbe parlò e disse: l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra? Sono come lo schiavo sospira e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno segnate. Se mi corico dico, quando la notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. Parola di Dio. Risanaci, Signore, Dio della vita. È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce innalzare la lode.
a Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Risana i cuori anfranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Grande è il Signore nostro, grande nella la sua non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. È un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti, per il mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gesù casa con Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito Gesù si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Col tramonto del sole li portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva a questi di parlare, perché lo conoscevano. Si alzò buio e entrò nel luogo. Erano con lui i suoi traduttori e gli dissero tutti: andiamocene altrove nei villaggi vicini che predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando. Parola del Signore. Marco è l'evangelista, lo diciamo, cinematografico. Cosa vuol dire? Concreto, breve. 1
avverbio subito, se di arrivare di corsa in qualche parte. E qual è l'obiettivo? Portarvi Gesù. È risorto o no? E di questo si tratta, se accogliere Gesù oppure fingere di ignorarlo. E allora descrizione della giornata tipica di Gesù. Noi quest'oggi iniziamo da dove Gesù è terminato. Vi ricordate, Gesù chiama i discepoli pescatori e gli dice: venite con me, pescatori di uomini. Cosa vuol dire pescare uomini? I pesci pescati muoiono, ma gli uomini pescati vivono. Fuori che non sa perché vive, malati, disperati, e dare loro la vita. Questo significa pescare. E Gesù, guarda caso, non porta i discepoli a pescare in qualche luogo malfamato, nelle sinagoghe. E sappiamo che nell'ambiente religioso ci può essere il massimo e anche il minimo. Il minimo è perché vedremo di Gesù che non troverà accoglienza assoluta nella sinagoga del proprio paese. Chissà perché. Terminato, dice Marco, non commenta come gli scribi, cioè i teologi, non commenta le scritture, lui predica, vuol dire delle novità. E cosa sono queste novità? È il regno di Dio è una società altra, il regno di Dio è un mondo diverso, dove vige la gratuità, il dono totale. Il regno di Dio è quello che desideriamo profondamente. Noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio e Dio è comunione. Allora stiamo bene quando siamo in comunione. È tormentata perché sente un amore enorme, grande, incontenibile, dice: ma cosa desidera il Signore, cosa vuole? Perché lavoro manca qualcosa e non trova un tipo di vita che gli possa andare a... Il regno di Dio comincia da dove? Da dove due o più si mettono, vivono una vita aperta agli altri, soprattutto i ignosi, i poveri, annunciando chi? Gesù, con la vita, non vorrei parlare. Perché il Vangelo negli occhi della gente e il Vangelo fa risplendere la vita, fa risplendere anche gli occhi. È bello trovarsi con un Gesù abbastanza riuscito in una persona.
allora la sinagoga con Gesù e dove andiamo? In casa di Simone, la suocera, va bene, che sta male, ha la febbre, gli hanno appena parlato di lui e lui, fischiando da sé dei 1521 precetti, tutti gravi, per essere sicuro il riposo del sabato, 39 lavori, ognuno dei quali altri 39 per rispettare il riposo del sabato. Maestro, qual è il comandamento più grande? Gesù doveva rispondere: osserva il riposo del sabato, perché chi osservava il riposo del sabato somigliava a Dio, aveva osservato tutte le leggi. E Gesù non ha risposto: osserva il sabato, non poteva. Ama Dio, ama il prossimo. Se giusto si trova nell'Antico Testamento. Ecco, Gesù se ne infischia delle regole, mette al centro il cuore e la persona, la prende per mano, non poteva, la fa alzare, è guarita e subito, dice Marco, si mette a servire. Quando un personaggio nel Vangelo non è nominato, cioè non ha nome, indica che in quella persona ci rispecchiamo ognuno. Quindi quel mettersi a servizio è proprio la parola del regno. Servizio si dice diacono, diaconia. Chi sono i diaconi? Nella Bibbia i diaconi sono gli angeli di Marco nel deserto dopo le tentazioni. Ecco gli angeli che si avvicinano e servono Gesù. Gli angeli servono. E in questo caso Marco indica che la donna, che allora non valeva niente, era un invisibile, assume il ruolo stesso degli angeli. Ed ecco, quindi, invito le cene a fare dopo il tramonto del sole, ecco che Gesù in questo caso, sera, guida e guarisce lo stesso, non aspetta il tramonto, perché il giorno di sabato non si poteva neanche visitare i malati. E allora aspetta, con la prima stella termina il Sabbat, con la prima stella del pomeriggio, del sabato, quindi del giorno di festa. E quindi, dice Marco, tutta la città si trovava riunita davanti alla porta. Guarì tanti che erano affetti da varie malattie, scacciò molti demoni, non permetteva loro di parlare, cioè i demoni conoscevano che Gesù era il Messia, ma Gesù, come anche lo diceva ai discepoli, così lo dice ai demoni, non dite a nessuno chi io sono. Aveva bisogno di 3 anni per mettere in piedi il regno di Dio. Poi si alza, ha bisogno di che cosa? Di una dimensione essenziale
cuore quando il tempo scorre, quando i bisogni primari passano ai secondari. È bello ammirare Gesù così. Ed ecco Simone che subito va in cerca di Gesù, ma non in maniera buona. Difatti Gesù non risponderà di sì a Simone. Simone è interessato al successo di Gesù. Tutta la gente lo cerca e invece Gesù, molto semplice, dice no, non è giusto. Mi vogliono, mi desiderano perché hanno pane a sufficienza, perché faccio guarigioni, miracoli. No, dice, devo annunciare che cosa? Il Vangelo. La speranza, ma più che speranza, la certezza che questa vita con tutti i suoi risvolti anche meno sicuri, perché chiamati tutti ad annunciare con la nostra vita, con il servizio, l'amore di Dio. Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore di Cristo, suo unico Figlio, il nostro Signore, che nacque dalla Vergine, morì, fu sepolto e risiede glorioso alla destra del Padre, vicino a noi. Credete nello Spirito Santo, la Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Ci rivolgiamo al Signore con semplicità, diciamo: ti ringraziamo, Padre buono. Per la Chiesa, popolo santo di Dio, fissando lo sguardo su Gesù, buon samaritano, porti nel cuore che gli ultimi, preghi per loro e li aiuti. Padre buono. Grazie giustizia e umanità, tutelino il bene comune, garantiscano a tutti il diritto alla salute con risorse adeguate. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre buono. Per tutti i cristiani non si rassegnino passivamente alla cultura dello scarto, ma lavorino per difendere i diritti dei più indifesi. Chi si affaccia alla vita per concludere il suo cammino terreno. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre buono. Per la nostra comunità che celebriamo, ci conservi nell'amore del Signore e ci renda attenti a chi, vicino a noi, lotta nella sofferenza e nel bisogno. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre buono. In questa Eucaristia, come sempre, portiamo il grido, la sofferenza sotto la guerra. Padre buono, ti diciamo grazie per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
sei tu, Signore, della tua questo vino, il nostro lavoro. Lo presentiamo per noi bevanda. Pregate perché questo cordia, le nostre sacrificio di gloria. Tu accogli, Padre, i doni di questo nostro servizio sacerdotale, li deponiamo, diventino sacramento, cioè qualcosa di per Cristo nostro Signore. Signore con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre d'infinito. Per Cristo, per verso mirabilmente l'hai salvato, per questo cantiamo. Santo, 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 Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della gloria. Anna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente monte Dio, santifica questi doni, il corpo, il